Grazie. Li vedo belli belli freschi, allora facciamo anche il mambo. Tutte le ore sono a numero assai, c'è una cumana che pensa sempre a me. C'è una cumana che meglio non ce n'è. Mi dice cuore mio, dai fammi scarsegare, stammi vicino, piglia la bici, comincia a pedalare. Come bella la comare, grande come un mare, che m'ha fatto innamorare. Come forte la comare, calda come un sole, che come vuole passare. E la comare di giorno, la comare di notte, non mi fa riposare. Mi dice amore mio, se sei vicino non mi lasciare. Sole il cuore mio, facciamo amore finché ce va. Dai fammi scarsegare, stammi vicino, piglia la bici, comincia a pedalare. Come bella la comare, grande come un mare, che m'ha fatto innamorare. Come forte la comare, calda come un sole, che come vuole passare. E la comare di giorno, la comare di notte, non mi fa riposare. Mi dice amore mio, stai vicino, non me la sai. Sto nel cuore mio, facciamo amore finché se va. E la comare di giorno. Che ci ha lasciato tutti i locali a disposizione. Ma siamo rimasti noi lì, Signore e signori, buonasera. Sono il segretario dell'Associazione Culturale Sarda Quattro Mori di Livorno, che ha organizzato questa festa annuale della Sardegna che continuerà sino a domenica prossima 21 luglio. Vi porto il saluto del nostro presidente Antonio De Ias, con il grazie per la vostra adesione. Un particolare sentito ringraziamento lo rivolgiamo alla comunità del Circolo Acli di Stagno ed all'Avis, che assieme alla volontaria partecipazione dei loro soci ci ha offerto l'utilizzo di questa area davvero splendida. All'Avis per la funzione insostituibile che svolge con i suoi donatori a favore di tutti i cittadini va il nostro caloroso applauso. Grazie. Oggi vi proponiamo la band La Tela di Penelope, con musiche e melodie scritte dal musicista-compositore Carlo Piras, che interpreterà anche brani di notissimi compositori internazionali ed alcuni noti pezzi folk e popolari della Sardegna. Senti che fa così leggero, lustro le scarpe, questa sera uscirò, indosserò
l'abito nero. Dov'è che classe fredda stella. Guarda che flash davanti al click. Prendo la macchina o è meglio un bel taxi. Aggiusto il look, sono qui giù. Arriccio il baffo, lo porto un po' all'insù. Moglie che dà, che amore, le luci della stanza bastano sguardo. Già ballo con il fascino di un lontano perché quadriccia di swing e donna piuma sottile, sarà stato il suo giro. Ed io così, ormai partito, mordo la vana, cambio gonna, cambio sound e prenderò con la gitana, così selvaggia, così atroce nel casche, lungi da me, mia dolce luna, perché stasera non mi posso innamorare. Mi ha rapito nell'armonia, le cose vanno tra musica e magia. Moglie che dà, che amore, che luci nella stanza bastano sguardo. Già ballo col fascino di un lontano perché mira un quadriccia di swing che donna piuma sottile, sarà stato il suo giro. Dai stupicca su un pochino con la durezza, che bellezza e mi Marco ce la fai? C'è mia figlia. Un altro Marco. Sembra così, guarda. Cambio, va bene, hai ucciso Omar, va bene. Ha ucciso Omar! In visita, insomma, ce l'hanno portata i padri mercedari di Cagliari e per noi è stato un motivo di soddisfazione e di gioia enorme. Noi facciamo anche tante altre cose, per esempio Stella
caratterizzato da specificità proprie, seppur con piccole differenze nell'esecuzione da un paese all'altro. Il passo è quello del ballo di Curcuris, a Quadruvasusu, arricchito da varianti comuni. Questo movimento è più accentuato da parte delle donne. La coreografia rappresenta la fase finale del ballo di piazza. Le persone ballano in cerchio e i ballerini arricchiscono i passi con evoluzioni e variazioni. Delle zone geografiche della Sardegna. Questo si chiama Suddillu o Soballuzoppu a seconda delle zone. 1, 2, 1, 2. 1 e 2, 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 1 e 2.
Spin, stai impazzendo, sogna, può tornare, un mondo non ancora mai per scordare sotto qui, la gente si chiede perché, colpa del peso, portando le segni una mano. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice, lui queste cose le sa, fa tirare alle mani e poi farle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi, e come puoi vedere non è difficile seguire con niente più, butta in aria le mani e poi lasciare andare, muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Butta in aria le mani e poi lasciare andare, muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi, e come puoi vedere non è difficile seguire qui niente più, batti in aria le mani e poi farle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare, batti in aria le mani e poi farle vibrare. Se fai come Ho preso freddo alle spalle. Che per piacere c'è un fazzoletto? Pure. Sì. Signorina, però si dà una mossa che noi dobbiamo cominciare lo spettacolo, ecco qua. Grazie. Dunque, vi dicevo che... Grazie, molto gentile. Mamma mia che schifo. Ma lo sapete che siete una vera zozzona e una sporcacciona? E perché? Ma come perché? Voi ci siete soffiato il naso. E me perché col fazzoletto che ci si fa? Ma voi ci siete soffiato il naso vostro. Ma perché pensavi che ci soffiassi il tuo? Ma senti Io il naso mio me lo soffio, ma non mi pare, va bene. E allora soffiatelo. Ma non me va. E allora non te lo soffiare. Ma cos'è colpa mia se mi sono preso il raffreddore? Non ho capito. Quando uno si raffredda esce da casa col fazzoletto. Ma io il fazzoletto ce l'ho. Certo che ce l'ho. Come ce l'ho? Eccolo qui. Certo. Ma come voi c'avete il fazzoletto vostro, avete chiesto il fazzoletto a me? Scusa, non ho capito, ma se qualcuno poi mi dovesse chiedere il fazzoletto, io che faccio? Gli do quello sporco? No. Allora fammi una cosa, tu c'è questo e io invio quello. Ma neanche per sogno! Ci mancherebbe! Come Ma avete il fazzoletto vostro e volete prendere quello mio? Ma tu hai sporcato il fazzoletto mio! Oh. Ma io l'ho chiesto per piacere, giusto? L'ho chiesto per piacere, no? Ah, cioè uno...
con queste poesie e altre, tante altre, ha vinto numerosi premi nazionali. Questa sera vi propone 3 poesie dedicate al padre, alla madre ed alla sua casa di Cargeghe. Cargeghe è un piccolo paese, è vero, è piccolo, della provincia di Sassari, ma in particolare queste poesie sono state scritte per essere dedicate a tutti i sardi che hanno lasciato la nostra isola con i loro affetti, gli amori, le amicizie, alle varie età. L'autore ve le leggerà in sardo, io subito dopo ve le tradurrò in italiano perché credo che parecchi non comprendano la lingua sarda. Ci accompagnerà in questa nostra lettura il maestro musicista compositore Fabio Melis, che utilizzerà quello strumento musicale di cui vi parlavo prima, che praticamente è composto di canne e che si chiama Launeddas. La terza poesia che Antonio Maria propone è quella dedicata alla propria casa, ma che praticamente è dedicata particolarmente a tutti i sardi che si trovano lontani dalla loro isola. Tutti noi portiamo nel cuore la nostalgia. Chi c'è stato che non è sardo e ha potuto vedere i colori, gli odori, i profumi, le scene, i meravigliosi paesaggi della nostra isola, credo che ci possa capire. Grazie, ascoltiamo Antonio Maria. Domo mia, a patorrara domo mia, sumido, in noi sonachido, crecchido, e poi m'abitolare lontano. A patorrara domo mia, ogni anno, pro cultare antico sonoso che ti entrano in conca. A patorrara domo mia, quando so sammento non ti fa che pensare a sta gioventù di andare. A patorrara domo mia, quando sa sanca si tra a casa, dai suo terreno non la puoi più lasciare. A patorrare, domo mia, con suo pilo bianco che nie, un usero disegna sul tramonto di una vita passata lontano dai attie. Casa mia, domo mia, in sardo. Ritornerò a casa mia, il nido dove sono nato, cresciuto e poi mi ha visto volare lontano. Ritornerò a casa mia ogni anno per ascoltare antichi suoni che ti entrano in testa. Ritornerò a casa mia quando i ricordi ti fanno pensare alla gioventù andata. Ritornerò a casa mia quando le gambe stanche non le puoi più alzare da terra. Ritornerò a casa mia con i capelli bianchi come la neve, una sera che segna il tramonto di una vita trascorsa lontano da te. Grazie. Canne comune da fiume, Arundo Donax per i tecnici, è uno strumento molto semplice, uno strumento pastorale. Quella più lunga fa il bordone, fa un basso continuo, si chiama tumbu. La seconda invece, che ha 5 fori di cui 4 diteggiabili, appunto quante le dita che utilizzo, viene detta mancosa manna e accompagna l'unica solista che viene suonata con la destra, perciò si chiama destrina o mancosetta, alla quale è affidata la melodia, insomma. Il primo brano che sentirete è un brano molto eseguito in Sardegna, soprattutto nel periodo di Sant'Efisio, considerato il patrono dei sardi. La sfilata viene presentata appunto il 1° di maggio
a Cagliari, ed è una pastorella, quindi il tempo lento è dettato dal passo dei buoi che trainano appunto il carro dei santi, del santo, che fa così.